buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi. Sono Jacopo Romoli, sono il direttore scientifico del festival e allora continuiamo con il nostro programma di presentazioni di libri online e lo facciamo parlando di scelte alimentari con Nicoletta Cavazza e Margherita Guidetti che vi introdurrò tra poco e il loro bel libro edito dal Molino che si chiama appunto Le scelte alimentari, vegani, foodies vegani, neofobici e altre storie, che vedrete apparire su schermo tra poco. È un libro divertente, molto divertente, informativo, di grande attualità, che ci racconta appunto il nostro rapporto con il cibo, le diete, le scelte alimentari, da una prospettiva psicologico-sociale. E in particolare, come ci racconteranno le due autrici, ci sono 4 livelli, 4 fattori che vengono articolati in questa prospettiva, e sono quello individuale, cioè quali sono le nostre scelte individuali, le nostre diete, i nostri stili alimentari, quello interpersonale, cioè qual è il nostro rapporto con i commensali, quello situazionale, cioè qual è l'occasione in cui stiamo consumando il cibo, e quello culturale più generale, cioè tradizione del territorio in cui siamo, per esempio, la storia culturale del paese dove siamo, eccetera. Quindi, come vedrete nel libro, come vedrete nella presentazione, tutti questi fattori e la loro interazione sono importanti per capire le nostre scelte legate al cibo. E Nicoletta e Margherita, vi introduco brevemente, sono entrambe all'Università di Modena Reggio Emilia, si occupano di psicologia sociale in particolare. Nicoletta Cavazza insegna psicologia sociale, appunto, e anche psicologia della persuasione. Ha pubblicato altri libri con il Molino, tra cui Pettegolezzi e reputazione e comunicazione e persuasione. Mentre Margherita Guidetti insegna, oltre a psicologia sociale, anche psicologia delle decisioni, sempre all'Università di Modena Reggio Emilia, e è autrice di diversi articoli pubblicati su riviste internazionali, scientifiche e internazionali. Dicevo, il libro è di grande attualità e inizia con una scena molto divertente in cui ci riconosceremo in tanti, dove una cena di Natale dove le diete dei commensali si intersecano solo nell'acqua e forse neanche in quella, e quindi riconoscerete questa frammentazione delle diete, gli stili alimentari che stiamo tutti vivendo. E allora partirei da lì chiedendo un po' cosa caratterizza il nostro rapporto con il cibo oggi. Da una parte questa frammentazione, ma anche contraddizioni nel nostro rapporto con il cibo, quindi abbiamo un'attenzione quasi ossessiva ogni giorno al cibo, ma dall'altra vogliamo dedicare sempre meno tempo a prepararlo, quindi anche queste contraddizioni che caratterizzano il nostro rapporto con il cibo ora. Quindi partendo da questo volevo chiedere a Nicoletta e Margherita se ci raccontano cosa pensano siano le caratteristiche dell'epoca attuale nel nostro rapporto con il cibo. Posso partire io, se volete, ringraziando innanzitutto e ringraziando per l'organizzazione di questa opportunità di presentare il nostro libro. Per capire un po' quello che sta succedendo al nostro rapporto con il cibo, secondo noi bisogna partire da alcuni fenomeni strutturali e culturali che hanno caratterizzato gli ultimi decenni, non solo esercitando un'influenza, diciamo, sulle nostre scelte alimentari, ma su tutti gli ambiti della nostra esistenza. Questi fenomeni che adesso vi elenco brevemente hanno portato poi a quei comportamenti paradossali e apparentemente contraddittori, e anche alla frammentazione di cui Jacopo Romoli parlava in questo momento. Innanzitutto la globalizzazione. La globalizzazione ha comportato un aumento dei flussi migratori, e quindi per quanto riguarda per esempio l'ambito alimentare, oggi ciascuno di noi vive in un ambiente in cui sono a disposizione dei cibi che per le generazioni precedenti non erano nemmeno, diciamo, pensabili, nel senso che per
per esplorare certe cucine, certi cibi, occorreva raggiungerli nei luoghi di origine. Oggi noi siamo circondati da ristoranti etnici, da proposte molto, molto varie. Io abito in centro a Bologna, in un quartiere universitario, qui sotto a casa mia c'è un portico. Lungo il portico ci sono tutti esercizi commerciali che propongono cibi di strada per gli studenti, in genere per il pranzo, e in tutto il portico ci sono appunto in molti di questi esercizi commerciali, nessuno propone cucina bolognese, c'è il turco, c'è l'arabo, c'è il giapponese, e quindi viviamo in un ambiente in cui le proposte diciamo alimentari vanno molto al di là di quelle tradizionali, e quindi danno la possibilità alle persone di andare al di là della tradizione che vedeva per esempio i miei nonni mangiare tutti i giorni la pasta con ragù regolarmente tutti i giorni. Il secondo aspetto, la seconda implicazione della globalizzazione è il fatto che ha consentito la delocalizzazione e la destagionalizzazione delle produzioni alimentari. Oggi noi abbiamo a disposizione frutta, verdura, qualsiasi tipo di prodotto in qualsiasi momento dell'anno, e anzi questo ha fatto sì che abbiamo anche un po' perso l'idea di quando è la stagione di certe verdure, di certi frutti, e quindi abbiamo a disposizione un grande repertorio di prodotti alimentari, che però non significa necessariamente che le persone sono diventate molto più esploratrici per quanto riguarda il consumo di questi prodotti alimentari, perché d'altra parte noi nel libro evidenziamo anche un altro aspetto psicologico che caratterizza il mangiatore di oggi, cioè una tendenza variabile nelle persone alla neofobia alimentare, cioè un po' alla riluttanza a provare i cibi nuovi. Magari se resta il tempo possiamo approfondire anche questo tema. Un altro aspetto strutturale è l'invecchiamento della popolazione. Quindi l'invecchiamento della popolazione impone un po' la necessità di fare attenzione al cibo come strumento di prevenzione delle malattie, quindi l'aspetto del consumo del cibo come strumento di difesa della propria salute diventa un aspetto abbastanza saliente ai giorni nostri. Poi, anche questo nel corso dei decenni, le persone che nella famiglia si occupavano tradizionalmente dell'approvvigionamento e della preparazione dei pasti, cioè le donne, le madri, sono mano a mano entrate più pesantemente nel mondo del lavoro, e questo ha sottratto il tempo a preparazioni lunghe che partivano dalle materie prime, e ha posto la necessità di accorciare i tempi di preparazione dei pasti. Per esempio abbiamo trovato durante il corso della stesura del nostro libro questi dati che negli anni 50 le donne usavano in media 4 ore al giorno per attività legate al cibo, quindi fare la spesa, preparare, eccetera. Nel 1992 questo tempo si era già ridotto a 1 ora, e nel 2018 abbiamo trovato che in media le persone utilizzano 37 minuti al giorno per la preparazione dei propri pasti. Quindi da una parte grande disponibilità di prodotti, grande disponibilità anche di informazioni, perché un altro aspetto strutturale è la salienza del problema ecologico, cioè oggi molte più persone rispetto al passato sono consapevoli della necessità di ridurre l'impatto inquinante dei propri consumi, e quindi in questo quadro il mangiatore si trova di fronte a tante opportunità, ma con diciamo risorse personali di competenze, ma anche di tempo, di attenzione
molto limitate, perché il nostro stile di vita è uno stile di vita pieno di attività, e quindi di qui si generano le contraddizioni di cui poi nel libro parliamo, cioè un aumento di consapevolezza da una parte, ovviamente non di tutti, però aumentano le persone, la quota di persone consapevoli di quello che consumano nel momento in cui mangiano, ma dall'altra anche invece un maggiore consumo di junk food, una quota maggiore di obesi, e insomma questi aspetti che sembrano difficilmente conciliabili. Ovviamente in quest'epoca l'industria alimentare si adatta a questi aspetti e quindi cerca di offrire ai consumatori qualcosa dei prodotti che riescano in qualche modo a dare almeno l'illusione di conciliare queste esigenze che vi ho rapidamente delineato, per cui per esempio aumentano le vendite dei prodotti semilavorati che danno l'illusione di cucinare, ma in realtà ti permettono di farlo in poco tempo, mentre diminuiscono abbastanza le vendite dei prodotti delle materie prime. Come vi dicevo, per ritornare alla mia esperienza in questo quartiere universitario, che vabbè si caratterizza appunto per essere un quartiere universitario, ma vivono molte persone come me, residenti, cittadini, insomma non più studenti fuori sede. Qui intorno tutti i supermercati sono pieni di questi prodotti semilavorati, le verdure di quinta gamma, le insalate in busta, i surgelati, gli hamburger già pronti, insomma lo spazio dedicato a questi semilavorati rispetto alle materie prime è decisamente maggiore. L'altro aspetto, sempre attraverso il quale l'industria alimentare cerca di venire incontro a queste esigenze, è quella di mettere in rilievo nelle etichette quanto il prodotto industriale potrebbe somigliare al prodotto artigianale, quindi con i claim senza questo, senza quell'altro, senza conservanti, senza aromi artificiali, prodotto pure anche per esempio la vicinanza della produzione, no? Il fatto di essere prodotto nei dintorni. Ci sono queste confezioni che mostrano l'ho fatto io qui a Bologna e così via. Quindi insomma queste tendenze sono molto visibili nelle aree urbane. Per quello mi è facile farvi esempi qui dal centro di Bologna, perché nelle aree urbane queste tendenze sono molto più visibili, perché noi siamo molto lontani dai luoghi di produzione, quindi la consapevolezza nel consumatore aumenta, in particolare aumenta nei giovani più istruiti, e quindi è pensabile che con l'avvicendarsi delle generazioni questo diventi un processo verso un mangiatore più responsabile, più consapevole. Però è anche vero che abbiamo dei segnali opposti, per esempio l'adozione concreta poi della dieta mediterranea, che è a tutt'oggi ancora uno degli stili alimentari considerati più sani, è invece in declino, e in particolare in declino nei giovani, meno in declino negli anziani e nelle donne. Quindi ci sono anche lì dei segni abbastanza contraddittori nel contesto che caratterizza, diciamo, le scelte alimentari attuali. Benissimo, mi sembra un quadro molto preciso in cui ci riconosciamo. Non so, Margherita, se vuoi aggiungere qualcosa. No, allora, io intanto mi riallaccio a questo, poi se vuoi intervenire tu. Io no, volevo chiedere, allora, una grossa parte in cui il libro è organizzato è non solo cosa mangiamo, ma anche cosa non mangiamo, e che cosa ci dice questo, in particolare cosa non mangiamo rispetto ai cibi che non mangiamo, e anche quando non mangiamo, no? Quindi ci sono queste due organizzazioni
due grandi filoni del libro, sono molto interessanti. Alcune cose sono le prime cose, tipo i vegani, i vegetariani, sono le prime cose che vengono in mente, ma Nicoletta menzionava anche la neofobia, e allora volevo chiedere qualcosa in più a entrambe, se volete dirci un pochino di più della neofobia, che cos'è, le conseguenze e come la affrontiamo. Ok, direi che rispondo io a questo, e poi magari Nicoletta se vuoi aggiungere. Vabbè, intanto grazie per questa occasione. La neofobia alimentare, di cui parliamo in modo abbastanza esteso nel nostro libro, è una caratteristica dei mangiatori da sempre, in realtà non è che sia una novità, ed è una caratteristica di tutti gli onnivori, che neofobia significa paura del nuovo, e la neofobia alimentare caratterizza gli onnivori perché gli onnivori si trovano di fronte a quello che lo psicologo americano Paul Rozin ha chiamato il dilemma dell'onnivoro, cioè quando si trovano di fronte a un cibo nuovo devono decidere se correre il rischio di mangiare qualcosa che potrebbe essere dannoso o addirittura letale, oppure se rinunciare, non correre questo rischio, ma perdere un'occasione di ampliare il proprio repertorio alimentare, quindi di trovare nuove fonti di nutrimento. Quindi da una prospettiva evoluzionistica, insomma, noi onnivori siamo neofobici per questo motivo, perché è vero che adesso ci troviamo in una situazione insomma almeno in Occidente di relativa sicurezza alimentare, di sicurezza alimentare, quindi quando andiamo al supermercato e troviamo cibi nuovi siamo abbastanza sicuri che non ci avveleneremo mangiandoli, ma quando vivevamo nella foresta e appunto dovevamo decidere cosa mangiare, stavamo più tranquilli e sicuri scegliendo i cibi che conoscevamo già. Quindi questa caratteristica appunto è universale negli onnivori, ma comunque c'è spazio per una certa variabilità interindividuale, ma anche intersituazionale, cioè la stessa persona in situazioni diverse può essere più o meno neofobica, quindi appunto avere reazioni, comportamenti più o meno neofobici, e anche persone diverse si collocano a livelli diversi di neofobia, quindi non è la neofobia qualcosa che è bianca o nera, insomma, o c'è o non c'è, è una dimensione continua su cui ciascuno si colloca a un certo livello. E per esempio per quanto riguarda le situazioni è stato mostrato che i cibi nuovi sono maggiormente associati quando sono proposti in situazioni familiari o da persone familiari. Quindi per esempio un cibo nuovo è maggiormente accettato se ce lo offre un nostro amico a casa sua piuttosto che uno sconosciuto incontrato in metropolitana, ovviamente, insomma è abbastanza ovvio. E un'altra variabile situazionale che modula un po' questa accettazione dei cibi nuovi è l'attivazione emotiva. Se ci troviamo in uno stato di attivazione emotiva molto alta, cerchiamo di ridurre gli stimoli che intensificano questa attivazione, quindi preferiamo cibi noti rispetto a cibi nuovi che appunto essendo nuovi potrebbero farci un po' paura e ma addirittura aumentare questa arousal, questa attivazione emotiva. Per quanto riguarda invece le caratteristiche individuali, sono state molto studiate le caratteristiche che variano al variare della neofobia alimentare, quindi gli antecedenti sia strutturali, socio-economici, come per esempio l'età, oppure il titolo di studio, lo status socio-economico, quindi è stato mostrato per esempio che le persone più neofobiche sono persone di status socio-economico più basso rispetto alle meno neofobiche e con titoli di studio più bassi.
Per quanto riguarda l'età, è stato mostrato un andamento particolare, nel senso che si riscontra un picco della neofobia alimentare tra i 2 e i 6 anni. Mentre all'inizio della vita, quando i bambini iniziano a mangiare cibi solidi, la neofobia alimentare è a livelli molto bassi, perché anzi i bambini sono esplorativi, curiosi di assaggiare cibi nuovi, e questo è funzionale alla sopravvivenza. Dai 2 anni più o meno, anche dai 18 mesi, cominciano a rifiutare i cibi nuovi. Questo è qualcosa che insomma tutti i genitori potranno o quasi tutti insomma avranno notato, e anche questo è funzionale, perché pensando ancora alla nostra evoluzione e al momento in cui ci trovavamo a vivere in ambienti molto più ostili e meno sicuri di quello in cui viviamo adesso, intorno ai 2 anni i bambini iniziano a muoversi autonomamente, a essere indipendenti, camminano molto bene, corrono, si arrampicano e riescono a raggiungere i cibi. Quindi se adesso, quando i bambini si allontanano ad esplorare, non ci sono dei grossi pericoli, invece quando vivevamo appunto nella foresta, i bambini potevano trovare qualsiasi cosa, insomma, e mangiare bacche, funghi, cose anche molto pericolose. Quindi hanno sviluppato questa paura del nuovo, questa avversione, questa riluttanza a provare cibi nuovi, e si fidano solo dei cibi che conoscono. Quindi questa caratteristica che a volte manda un po' in crisi i genitori, in realtà è normale, funzionale anche allo sviluppo dell'essere umano. E poi sono state studiate anche delle caratteristiche di personalità collegate alla neofobia alimentare, come l'apertura all'esperienza, la neofobia generale, il sensation seeking, quindi la tendenza a cercare stimoli nuovi, eccitanti, avventurosi, che è legata, c'è una relazione inversa con la neofobia alimentare, quindi le persone più neofobiche a tavola sono anche più neofobiche in generale, tendono ad evitare anche situazioni e persone nuove, e anche meno aperte all'esperienza, e meno ricercatrici di esperienze particolari e molto stimolanti, insomma, che aumentano questo arousal. Noi abbiamo anche... Sì, volevi aggiungere? No, dicevo, c'è una seconda fase della vita in cui la neofobia è particolarmente presente, che è la fase della terza, quarta età, quando le persone di nuovo tendono a fidarsi dei cibi conosciuti, diventano molto meno esplorative nel cibo, così come in altri ambiti. Ma quindi posso collegarmi solo a chiedermi una cosa, quindi un aspetto che voi enfatizzate nel libro, se capisco bene, cioè ci sono buone ragioni per cui siamo in parte neofobici, magari in alcune fasi della vita, però un aspetto che voi enfatizzate è che di solito si finisce con una dieta meno salutare di quello che potrebbe essere, se capisco bene. Quindi sì, giusto. E questo perché? Perché è meno variata o perché la frutta e verdura è considerata più nuova di solito? Qual è il motivo? Sì, grazie per avermelo ricordato, perché questo è importante, va detto, che appunto la neofobia alimentare appunto ha questa funzione protettiva in ambienti ostili, ma nell'ambiente in cui ci troviamo oggi in realtà peggiora molto la qualità e la varietà della dieta, proprio perché appunto riducendo la varietà le persone molto neofobiche mangiano poche cose, mangiano sempre quelle cose, e è stato mostrato per esempio che una caratteristica delle persone neofobiche è proprio un ridotto consumo di frutta e verdura. Quindi insomma addirittura uno studio recente ha mostrato che le persone neofobiche sono anche maggiormente a rischio per alcune malattie croniche, per lo sviluppo di alcune malattie croniche, perché questa dieta un po' poco varia e riduttiva probabilmente dopo ha delle conseguenze anche sulla salute.
Quindi sono state studiate anche le modalità per ridurre questa neofobia, il livello di neofobia delle persone, proprio perché può avere delle conseguenze negative sulla dieta e quindi anche la salute. Giusto. Benissimo, allora Nicoletta, se volevi aggiungere altro, se no io vi facevo un'altra domanda. Vai. Un'altra cosa di cui parlate nel libro sono gli stili regolatori che come individui a volte adottiamo. Allora volevo chiedervi se ci potete raccontare un po' dei vari stili regolatori e quali sono le loro conseguenze, le loro caratteristiche. Anche questo ve lo dice Margherita. Ve lo dico io, ok. Allora, qui io, insomma, sugli stili regolatori, sul quando mangiamo, come mangiamo, mi viene da fare una domanda anche al pubblico, no? Insomma, pensate se quando mangiate perché avete fame e smettete di mangiare quando siete sazi. Questa sarebbe la norma biologica, quello che normalmente le persone dovrebbero fare, ma in realtà no, non è la norma sociale, non è quello che facciamo. Un po' perché giustamente, no, anche per la funzione conviviale del cibo e per poter coordinare le nostre attività durante la giornata, abbiamo stabilito degli orari in cui si mangia. E più o meno, insomma, non è che ognuno mangia quando ha fame, ma più o meno si mangia negli orari dei pasti, no? Colazione, pranzo e cena, poi magari qualcuno fa qualche spuntino, ma in realtà non è solo per questo che il nostro consumo di cibo non è soltanto regolato dagli stimoli interni di fame e sazietà, ma anche perché tendiamo a volte a mangiare, e anche questo in misura variabile da individuo a individuo, in risposta ad altri tipi di stimoli, non agli stimoli interni di fame e sazietà, ma in risposta a stimoli esterni o comunque interni ma non legati alla fame e alla sazietà. Quindi per esempio le emozioni. Può succedere di mangiare per consolarsi, per regolare uno stato emotivo negativo, oppure si può mangiare perché un cibo è particolarmente buono, quindi se ne mangia di più di quello che si mangerebbe normalmente, si continua a mangiare anche quando ci si sente sazi, si ignora un po' questo stimolo della sazietà. Oppure magari abbiamo già mangiato e non abbiamo fame, ma passiamo davanti al forno, alla pasticceria che butta fuori questi profumi e quindi non resistiamo e entriamo a prenderci qualcosa di buono da mangiare. Oppure dall'altra parte possiamo anche decidere di non mangiare anche se abbiamo fame, e questo di solito per controllare il nostro peso, per dimagrire o per mantenere un certo peso. Questi stili sono stati, questi diversi stili sono stati, diciamo, formalizzati, e anche c'è la possibilità di misurare il proprio livello su ciascuno di questi stili, che sono gli esempi che ho fatto si riferivano allo stile alimentare emotivo, allo stile esterno e allo stile restrittivo. Questi stili appunto sono stati formalizzati, etichettati in questo modo, quindi i mangiatori emotivi sono quelli che mangiano per regolare le proprie emozioni, quindi appunto per esempio per consolarsi quando si sentono giù di morale, oppure per combattere l'ansia, lo stress, e le ricerche hanno soprattutto si sono concentrate soprattutto sulle emozioni negative. In realtà alcune ricerche mostrano anche che alcune persone diventano più indulgenti anche in caso di emozioni positive, quindi per esempio è abbastanza tipico mangiare per festeggiare qualcosa di bello che c'è successo e quindi si mangia, insomma. Si mangiano delle cose speciali, oppure è anche comune invece mangiare i cosiddetti comfort food per tirarsi su di morale, per consolarsi. E questo è lo stile emotivo. In realtà lo stile emotivo probabilmente è un po' sovrastimato, perché l'esperienza di molte persone è anche che quando si provano delle emozioni negative molto forti lo stomaco si chiude.
Probabilmente questo dipende anche dall'intensità delle emozioni, quindi un'emozione negativa media magari ci porta a mangiare di più, un'emozione negativa invece molto forte ci chiude lo stomaco. Poi comunque appunto dipende, alcuni mangiatori rispondono allo stress mangiando, o alla noia o all'ansia mangiando, altri invece meno oppure non lo fanno proprio. Poi c'è lo stile alimentare esterno, in cui appunto questi mangiatori esterni mangiano in risposta a degli stimoli ambientali o sociali, quindi appunto passiamo davanti al forno e ci viene voglia di entrare, prenderci un pezzo di focaccia, oppure vediamo altre persone mangiare e quindi ci viene voglia di mangiare qualcosa anche se non avremo fame o se abbiamo già mangiato. E poi c'è lo stile restrittivo che riguarda appunto quelle persone che fanno uno sforzo cognitivo per ridurre le calorie ingerite, ridurre la quantità di cibo che mangiano, appunto per mantenere un certo peso oppure per dimagrire, e questo comporta però appunto uno sforzo cognitivo costante, uno sforzo di attenzione per contare le calorie, per contare cosa abbiamo mangiato, cosa non abbiamo mangiato, e diverse ricerche mostrano che questo può essere problematico, perché nel momento in cui questo sforzo cognitivo cede un po', viene un po' meno, perché siamo magari in un momento di sovraccarico cognitivo, le nostre risorse cognitive sono limitate, quindi se questo sforzo viene meno, queste persone sempre a dieta, diciamo, tendono maggiormente a lasciarsi andare alla disinibizione dietetica, quindi a mollare i freni e mangiare a più non posso. Banalmente anche quando a tavola stiamo chiacchierando con gli altri, anche questo è una forma di assorbimento di energia di risorse cognitive, quindi anche in quelle situazioni il controllo che l'individuo si sforza di esercitare sul suo consumo viene un po' meno, e quindi questo porta... Sì, a molti mi vengono in mente alcuni esperimenti che chiedevano ai partecipanti, in cui si chiedeva ai partecipanti di ricordare una serie di numeri a memoria mentre mangiavano, e le persone che avevano un alto livello di alimentazione restrittiva, dovendosi ricordare questi numeri, andando in sovraccarico cognitivo, mangiavano molto di più di quello che avrebbero fatto non in condizioni di sovraccarico, di quello che facevano i partecipanti effettivamente non in condizioni di sovraccarico cognitivo. Però tutti e tre questi stili si apprendono in realtà, quindi come si apprende a associare per esempio alcuni cibi che noi identifichiamo come comfort food con una certa soddisfazione, quindi anche un certo potere consolatorio, come impariamo a mangiare perché c'è qualcosa di buono, impariamo anche a mettere in atto questa restrizione dietetica in modo un po' automatico, senza dover mettere in campo tutte queste risorse cognitive. Nel corso del tempo le persone sviluppano, diciamo, un po' un automatismo nel riuscire a mantenere la dieta, quindi insomma, e ci sono anche delle strategie che aiutano in questo. Però sì, è stato mostrato anche una relazione tra lo stile restrittivo e gli altri stili, perché prima di apprendere di diventare così bravi, così efficienti nel regolare il nostro consumo di cibo con l'obiettivo di perdere peso, è facile appunto incorrere in momenti in cui sotto stress o per diversi motivi perdiamo un po' il controllo. Ecco, e quindi i mangiatori restrittivi tendono spesso ad avere anche dei punteggi abbastanza alti di alimentazione emotiva ed esterna. Una curiosità, se posso, forse interessa, è che abbiamo recentemente fatto uno studio su come le persone hanno mangiato durante la quarantena,
E, abbiamo fatto uno studio longitudinale, abbiamo fatto diverse rilevazioni nel corso della quarantena e dopo, ed è emerso un risultato abbastanza inatteso rispetto a quello che si diceva in giro, no? Cioè il fatto che stando sempre in casa la gente cucinava tanto e quindi molte persone riportavano di aver preso peso o insomma l'impressione generale è quella che molte persone passassero il tempo cucinando e mangiando. In realtà in quello studio è emerso che proprio i mangiatori restrittivi in quell'occasione, cioè in una situazione in cui gli stimoli sociali erano ridotti al minimo, le attività ridotte al minimo, eccetera, sono riusciti effettivamente a ridurre in modo efficace il loro consumo di junk food. Quindi noi abbiamo osservato degli effetti benefici su questo aspetto in particolare proprio sulle persone che avevano alti punteggi di stile restrittivo, cioè le persone senza dieta in pratica. Questo è interessante, quindi da una parte c'è il lato sociale del cibo, ma dall'altra è meglio mangiare da soli sostanzialmente per certi versi. Beh, è notissimo da molto tempo, ben prima del lockdown, che mangiare da soli significa consumare molto meno rispetto a mangiare in compagnia. Ci sono tantissimi studi su questo. E anche qui una cosa, secondo me, sempre molto interessante, curiosa, che le persone probabilmente non sanno, di cui non si accorgono, è che non è solo la differenza tra mangiare da soli o in compagnia, ma la differenza è anche tra mangiare in compagnia con poche persone o con molte persone. Cioè esiste una correlazione positiva tra il cibo mangiato dagli individui e il numero di persone che stanno intorno alla tavola, cioè più siamo più mangiamo. In media, quindi anche quando dicevamo nel libro raccontiamo una specie di storia, no? Di persone che organizzano una serata o in coppia o un gruppo di amici, poi all'ultimo momento si aggiungono persone, eccetera, e in relazione a quegli eventi, alle cose che succedono, quindi che determinano quante persone alla fine partecipano alla serata, si ha un'influenza sul consumo medio individuale. Sì, anche quelli studi sono divertenti, che più aumenti le persone a tavola, più fino a un certo punto, mi sembra di ricordare. Sì, certo, per esempio da 10 a 11 sicuramente si mangia in più meno rispetto a quanto si mangia in più da 4 a 5, da 3 a 4, sì, la funzione tende ad appiattirsi a un certo punto. Benissimo, io volevo solo fare un'altra domanda veloce ricollegandomi a quello che avete detto, che secondo me è molto bello questa cosa dello sforzo cognitivo, no? Quindi se noi abbiamo uno sforzo cognitivo, stiamo pensando a qualcos'altro, abbiamo attenzione a qualcos'altro che non è il cibo, magari commensali, magari qualcos'altro, tendiamo a mangiare di più, magari non stiamo attenti a quanto mangiamo, soprattutto immagino nello stile restrittivo. Io volevo chiedere se potete dirci due parole su un altro fenomeno molto attuale di cui parlate, che è legato allo stile restrittivo ma un po' diverso, che è il digiuno, no? Questo intermittent fasting che adesso va molto di moda, in cui forse lo sforzo cognitivo è meno, no? Perché hai delle fasi in cui mangi, delle fasi in cui non mangi, e forse questo, almeno rispetto all'essere sempre a dieta, facilita la questione dello sforzo cognitivo. Però, se non sbaglio, voi citate due serie di studi, una serie di studi molto positiva sugli effetti del digiuno e una serie di studi invece che sembra indicare delle conseguenze più negative. Allora, se volete dirci due parole magari sul digiuno. Sì, la letteratura su questo è un po' contraddittoria in effetti, perché alcuni autori, alcuni studi identificano questa abitudine, questa tendenza a digiunare come quasi un precursore dei disordini del comportamento alimentare, un fattore di rischio. E effettivamente alcuni dati mostrano questo. Dall'altra parte però appunto come dicevi sembra anche
una pratica utile sia per curare, per prevenire alcune patologie, sia anche per perdere peso, e ha appunto questo grosso vantaggio di non necessitare di questo sforzo, di questo controllo cognitivo, perché appunto si alternano dei momenti in cui non si mangia niente, quindi non è che si deve contare cosa mangi e cosa non mangi, momenti in cui si può mangiare tutto quello che si vuole. In realtà gli esiti un po' di questo digiuno sembra che dipendano, guardando un po' appunto la letteratura scientifica su questo tema, che dipendano molto dagli scopi del digiuno, cioè le persone che digiunano per obiettivi di benessere o per migliorare il proprio stato di salute non sono a rischio, insomma. Le persone che invece digiunano per dimagrire potrebbero essere un po' più a rischio di sviluppare poi anche dei comportamenti alimentari non funzionali o estremi, insomma. Va bene, benissimo. Sì, no, ok, quindi dipende dal motivo per cui lo facciamo. Sì, sembra di sì, poi in realtà è anche insomma una pratica abbastanza nuova, quindi sicuramente c'è bisogno di indagare meglio sia i motivi, sia le persone che adottano questa pratica. Ok, benissimo. Allora magari poi mi ricollego anche a questo, magari vi faccio un'altra domanda, forse due brevi, e poi vediamo anche se ci sono dei commenti, domande dal pubblico. L'altra domanda che volevo chiedervi è un po' provocatoria forse, però voi avete alla fine un auspicio di come sarà il futuro, che adesso non riveliamo, però poi riproponete un'idea di una cena nel 50 anni dopo, nel 2049, se non sbaglio. Io volevo chiedervi una cosa un po' correlata ma leggermente diversa, è che dato i vari motivi, i vari studi che voi ci raccontate nel libro, come vi aspettate, come vorreste, qual è secondo voi il mangiatore ideale nei prossimi anni, come dovrebbe essere? Beh, adesso appunto nella finale del libro noi sottolineiamo il fatto che la nostra disciplina non è una disciplina che consente di fare delle previsioni sul futuro, e allo stesso modo non è neanche una disciplina che diciamo possa dare dei suggerimenti eticamente carichi, ma a parte questo, in relazione un po' ai fenomeni che citavo all'inizio, è ovvio che ormai nella consapevolezza di tutti l'esigenza di diminuire l'impatto inquinante dei consumi alimentari, quindi il mangiatore futuro che ci auspichiamo sicuramente è un mangiatore che spreca poco, che mangia cibi poco, diciamo con minore impatto sull'ambiente, quindi di sicuro la frutta e la verdura rispetto alla carne, un mangiatore anche più consapevole per il benessere non solo dell'ambiente in generale, ma anche per il benessere personale. Quindi, per esempio, appunto, un mangiatore, quello che noi abbiamo indicato con il termine inglese, un mangiatore capace di mindful eating, cioè di essere molto attento all'atto del consumo di cibo, e che non lo usa più come un'attività di sfondo rispetto ad altre che sono in primo piano. Tutto questo però senza sacrificare l'aspetto della convivialità. Noi ci auspichiamo che la frammentazione di cui abbiamo parlato e che abbiamo documentato con le ricerche che abbiamo consultato per scrivere questo libro
non diventi segregazione, per cui non si riesce più a fare una cena fra amici perché non si trova un ristorante che permetta a tutti di soddisfare la propria fame, ma consenta comunque di mantenere questa funzione fondamentale del cibo, che è la convivialità. Cioè il cibo ha una funzione strumentale, che è appunto nutrirci e controllare la nostra forma fisica, la salute, ha una funzione sociale fondamentale, che è appunto quella di condividere e costituire un punto di incontro tra le persone, un'occasione di scambio significativo. Non è un caso se qualsiasi decisione importante, qualsiasi incontro importante poi finisce a pranzo o a cena. E poi ha una funzione edonistica, che oggi è molto presente, molto evidente, cioè la motivazione degli individui di fare delle esperienze, per esempio nei ristoranti gourmet, che vanno tanto di moda, fare delle esperienze multisensoriali, cercare di andare al di là della tradizione nota e provare degli accostamenti particolari, insomma un'esperienza che dia una gratificazione di tipo edonistico anche agli individui. Quindi diciamo che non facciamo previsioni, ma ci auspichiamo che questi siano gli aspetti che prenderanno piede nel prossimo futuro. Parliamo per esempio nel finale del racconto, i due nipoti della nonna Ersilia, che preparava il pranzo di Natale tanti anni fa, nel futuro incarnano due aspetti contrapposti. Avviso che sto facendo spoiler, perché questa non lo faccio. Margherita, è meglio che non lo faccia? Non lo so, non farlo del tutto. Insomma. Del tutto. Beh, insomma, questi due personaggi incarnano proprio due poli opposti. Chi sposa diciamo, la corsa in avanti, quindi lo spirito faustiano, non è un caso che questo nipote si chiama Fausto, e invece chi cerca di recuperare l'autenticità del passato, quindi lo spirito francescano. Infatti questo nipote si chiama Francesco. E allora sono due estremi, veramente estremi, ecco. E quello che diciamo salva questo finale dalla tristezza, secondo me, è il fatto che rimangono molto amici, molto contenti di vedersi e di scambiare le loro esperienze. Ok, benissimo. Quindi Margherita, poi ti lascio la parola se vuoi aggiungere altro. Volevo solo per capire meglio, quindi sostanzialmente dobbiamo cercare di risolvere queste contraddizioni in qualche modo, e mi sembra di capire che il suggerimento sia essere consapevoli di questi aspetti, essere consapevoli sia di questi aspetti, sia essere consapevoli del cibo che stiamo mangiando, è una strada, no? Quindi da una parte vogliamo la convivialità, dall'altra non vogliamo mangiare per forza 40% in più se abbiamo 4 persone in più a tavola, o quello che sia l'aumento, e dall'altra anche c'è quest'altra contraddizione che abbiamo detto all'inizio, che secondo voi è possibile, noi vogliamo il cibo naturale, vogliamo il cibo senza, quello che assomigli sempre di più all'artigianale, però lo vogliamo in 5 minuti, è possibile riconciliare queste due cose? Dobbiamo tornare a una maggiore consapevolezza anche nella preparazione? Questa è un'altra domanda. Lo so che chiedo sempre predizioni, però va bene, lascio... Marghe, tu che fai il pane in casa, cosa ne pensi? Io sono la francescana delle due, quindi a me sembra impossibile. Quindi, insomma, è difficile comunque, no? Pretendiamo molto, poi magari la tecnologia ci stupirà e appunto come nel finale del libro sarà possibile, però è un po' un finale fantascientifico. È vero che ci sono già
alcune macchine che adesso io non sono molto informata su queste cose tecnologiche, però no, il cibo stampato in 3D, quindi chissà cosa ci riserverà il futuro. Però sì, Vero è che i libri si scrivono con la speranza di aumentare la consapevolezza, quindi sull'aumento della consapevolezza siamo assolutamente favorevoli. Quello sì. Ok, benissimo, iniziamo da quello e poi vedremo se la tecnologia ci porta a altro, però a proposito della consapevolezza dell'alimentazione sostenibile, per esempio, non sappiamo tanto, alcune ricerche mostrano che le persone non sono tanto consapevoli dell'impatto del cibo sui cambiamenti climatici, quindi per esempio il fatto sapere che 1/4 delle emissioni di gas serra nell'atmosfera deriva dalla produzione del cibo e di quel quarto il 60% deriva da prodotti di origine animale, per esempio, è una cosa che può essere utile per prendere un po' le misure sui cambiamenti nella nostra dieta. Perché sì, un'alimentazione sostenibile è sicuramente un'alimentazione prevalentemente vegetale, a cui facciamo un po' di resistenza in generale, quindi sì, anche perché vogliamo tutte queste cose pronte che vanno un po' in direzione opposta. Vedo anche una domanda sui junk food, non so se... Sì, volevo anch'io riprendere quello, esatto, perfetto. Verusca ci chiede se l'allontanamento dalla dieta mediterranea è anche dovuto al fatto che il junk food sia più economico, che mi sembra un tema importante. Non so se volete dire 2 parole anche su questo. Gli economisti probabilmente direbbero di sì. Noi come psicologhe sociali diamo una interpretazione leggermente diversa, cioè i junk food sono normativi in una certa fase della vita, cioè gli adolescenti si identificano nel gruppo anche attraverso i cibi che consumano, non solo i jeans che si mettono. Allora, abbiamo fatto una ricerca tempo fa e Margherita ti chiedo poi di aggiungere qualcosa su questo, che mostra proprio che quando gli adolescenti sono con gli amici consumano molto più junk food rispetto a quando sono con i genitori, non perché i genitori disapprovino, ma perché c'è una questione di identificazione in un gruppo, cioè soprattutto allora in questo quadro poi diventa drammatico per le ragazze, se ci pensate, perché le ragazze dopo diventano il centro di aspettative normative molto contraddittorie, perché devono essere magre ma anche conformarsi ai comportamenti del proprio gruppo, quindi consumare cibo spazzatura che di sicuro non le aiuta a rimanere magre e insomma il consumo di junk food dal nostro punto di vista è più una questione di aspettative normative, diciamo di quanto è caratteristico di certi gruppi e di certe fasi nella vita. Sì, sì, in questa ricerca che abbiamo Ma fatto posso proprio chiedervi? scusa. No, Scusa volevo aggiungere Margherita. solo una piccola cosa. No, niente. Che emergeva in questa ricerca che abbiamo fatto che gli adolescenti tendono proprio ad associare il cibo sano, a categorizzare il cibo in 2 classi. La categoria del cibo sano e la categoria del cibo spazzatura. Il cibo sano è associato alla famiglia, il cibo spazzatura è associato agli amici. Quindi in quella fase della vita in cui l'identificazione con gli amici è importantissima, il cibo spazzatura appunto è normativo e la sfida sarebbe di rendere normativo qualcos'altro, insomma, che per gli adolescenti, per esempio, per i giovani diventasse normativa l'alimentazione sostenibile. Diventa il più figo di tutti è quello che mangia sostenibile, non quello che mangia junk food. Però, insomma, ci vuole uno sforzo un dispiegamento di forze per ottenere un risultato del genere, perché insomma
Ma quindi Però è anche vero, non è del tutto sbagliato questa interpretazione, cioè è vera, nel senso che è noto che poi al di là degli adolescenti, le persone che mangiano più cibo spazzatura da adulti sono persone di basso ceto sociale, quindi probabilmente più attenti come criterio di selezione al prezzo, quindi ha un ruolo sicuramente il fatto che costa meno. Ho capito, Sì, certo. ma perché il meccanismo di... Scusa Margherita, io continuo a interromperti perché No, vai pure. No, dicevo, volevo solo chiedervi ma perché si lega questo meccanismo di identificazione al cibo spazzatura degli amici? Perché i genitori disapprovano sostanzialmente. Perché se fosse... Allora come genitori dovrebbero... È il modo di usare il cibo per elaborare un'identità separata da quella della famiglia. Quindi Margherita ha proprio fatto la sua tesi di dottorato su questo tema del cibo come strumento di allontanamento dalla famiglia da parte degli adolescenti. Quindi come genitori in sostanza dobbiamo lasciare qualche cibo sano che non favoriamo, così magari diventa identificativo degli amici. Questa sarebbe la risposta, immagino. Come? Non ho capito. No, dicevo... Dici, no, non credo, perché è proprio una norma di gruppo. Cioè, è una questione, gli adolescenti pensano, tra l'altro gli adolescenti sovrastimano, alcune ricerche mostrano che gli adolescenti sovrastimano il consumo di junk food da parte dei loro coetanei, cioè tutti pensano che gli altri adolescenti mangino tantissimi junk food, molti più di quelli che mangiano effettivamente, e quindi per adeguarsi a questa, noi psicologi sociali le chiamiamo norme descrittive, cioè quello che pensi che gli altri facciano, e tu vuoi fare quello che gli altri del tuo gruppo fanno, vuoi fare quello che gli altri a cui vuoi assomigliare fanno, quindi se gli adolescenti pensano che i loro coetanei mangino tantissimi junk food, magari ne mangiano meno, però quella è la norma, e quindi pensano che infatti mangiare sano, nella classifica delle cose importanti relative all'alimentazione degli adolescenti, mangiare sano è l'ultimo della lista in un'altra indagine, e invece il primo è essere in forma, quindi proprio c'è questa contraddizione, come diceva Nicoletta, che soprattutto nelle ragazze è molto forte, che complica tutto. Ho capito. Non ti vediamo più, Margherita. Non mi vedete più, e infatti non mi vedo più neanch'io. Ti sentiamo però che va bene. Sì, esatto. Va bene, io direi che se non ci sono altre domande che vediamo tra i commenti del pubblico. C'è questa domanda sulla dieta che può diventare una dipendenza. Sì, noi non ci siamo molto occupate di disturbi alimentari, però quando la dieta diventa una dipendenza si sfocia poi nel disturbo alimentare. Diciamo, lo stile restrittivo è una forma pre-clinica di questo orientamento, cioè i mangiatori che sono caratterizzati da alti punteggi di stile restrittivo sono mangiatori che in qualche modo hanno bisogno sempre di avere l'impressione di essere a dieta, e quindi è una forma di dipendenza, perché è una modalità consolidata di mettersi in rapporto col cibo che diventa dominante. Va bene, Margherita, vuoi aggiungere qualcos'altro su questo? O se no io direi che per restare nell'ora possiamo chiudere. Ringraziamo di nuovo Nicoletta Cavazza e Margherita Guidetti e mandiamo la lettura del loro libro, Le scelte alimentari. Se volete vedere come finisce, abbiamo solo dato... Grazie a voi. Grazie ancora, grazie a tutti per aver partecipato. Grazie a tutti. Grazie mille. Buona serata. Buona serata.